dia, Rosulia. Salute! Hai domande nanta Rosulia? E vesciucò ti rispondimmo. A Rosulia è una malattia che di regola, dopo un anno, non è grave e soprattutto pericolosa per i giuci in corpo a mamma. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. A Rosulia è data da stusisco gui. Quando siamo più in corpo a mamma, può entrare in noi per un naso o per la bocca e moltiplicarsi in aula. Quando noi abbiamo così, spesso non ci va in onda. O se no, possiamo avere appena di vreba. Tu sai, avere bene in capo e avere piccoli riccioli rossi non ta pelle. Di regola, tutto sparisce a capo di 3 o 5 giorni. Il problema è soprattutto quando una donna incinta piglia il zisco e che la trasmette al giuccio che l'ha in corpo. Il zisco bottando impedisce il giuccio di formarsi a nascita, l'occhio, la rete o il gore possono essere colpiti. Il giuccio può non nasce con la Rosulia e avere problemi gravi. Ha il fegato, il cervello, i polmoni o l'osse. Il zisco di Rosulia è contagioso. Se non l'abbiamo, o possiamo a altri che tossendo o respirando mandiamo e cucciarelle per aria cariche di zisco che possono rendere una persona malata. Non esiste trattamento contro la Rosulia, ma esiste un vaccino. Se non riceviamo, non possiamo mica pigliare la Rosulia. In questo modo, non la possiamo trasmettere a una donna incinta e a tempo proteggiamo il giuccio che l'ha in corpo. Ecco, ora capisci meglio che è la Rosulia.